Eccoci qua, salve Wagyu, buonasera ragazzi, hola amigos. Penso che già abbiate capito la mia iniziativa, che segue quella di tanti altri. Io sto con Koulibaly, fratello Kalidou. Un applauso per il nostro grandissimo difensore che ha subito delle ingiustizie nella scorsa partita e mo ha da pure saltato due partite, ha da pure zumbato due partite. Sono mezza di chi? Di quella merda di Mazzoleni e di quei 4, 5, 100, 200, 300, quando ne sono, stronzi imbecilli, figli di puttana, che stanno là, si chiamano tifosi interisti, quando in realtà non sono né tifosi né interisti, sono solo degli imbecilli. Al di là del colore della bandiera, della maglia, sono degli imbecilli, dell'età, del sesso, sono degli imbecilli. Detto questo, veniamo al dunque. Napoli che batte Bologna per 3-2, doppietta di Milik e il folletto belga la chiude sul 3-2. Pareggi temporanei di Santander, che è il nome della mia banca, e Danilo. Niente che dire della partita, ragazzi. Una partita molto lottata a centrocampo, abbastanza equilibrata su alcuni tratti. Bologna che ci ha messo in difficoltà. Io ho contato una decina, forse anche più, attacchi del Bologna, cosa che non dovrebbe succedere. Non dovrebbe succedere a Napoli, con il nostro Napoli che conosciamo, ma ci può stare. Assenti Insigne, Koulibaly per squalifica e il nostro capitano Hamsik per infortunio. C'è da dire che Alan è stato ammonito, quindi salterà anche la prossima partita, la ripresa del campionato, nel girone di ritorno contro la Lazio a Napoli. E niente, non ci sarà né Koulibaly né Insigne né Alan, i nostri tre pilastri, attacco, centrocampo e difesa, i nostri tre gioielli incedibili, titolarissimi, direi. Vabbè. È l'occasione buona per chi ha poco spazio o per chi non sempre ha dato un contributo, diciamo, incisivo nel corso di quella stagione. Napoli che chiude a 44 punti, 9 in meno della Juve, campione d'inverno, e l'Inter che segue ancora a 5. Inter che ha vinto oggi e Juventus anche che ha vinto, con qualche polemica, diciamo così, nel finale. Ma della partita che faccia vincere, ragazzi? Mi hanno fatto incazzare nero, mi hanno fatto incazzare nero in questa partita, perché è una partita che sarà chiusa 1-0 nel primo tempo, ma 4-0 a meno chiudere subito se hai avuto delle occasioni, invece no. Il Bologna pareggia e ci mette in difficoltà anche nel finale, qualche parata di Meret, qualche salvataggio, c'è stato un salvataggio di Mario Rui, il quale è colpevole sul gol del pareggio. Ma come si fa? Ma pure Albiol sul primo gol, cioè, ma che se non zombano quando gli avversari si guardano? Io non lo so, ma che fanno? Cosa fanno? Si guardano, non lo so, si guardano. No, colpevole, mi correggo, colpevole è Albiol sul secondo gol, ma c'è stata un'occasione con Mario Rui, quasi Bologna stava quasi pareggiando e poi Meretta ha parato. Era Mario Rui pure impaurito, si è scansata così. Ma come si fa, ragazzi? Ma come si fa? Ma io non lo so. Tutto il rispetto per il Bologna, ha fatto una bella partita. Inzaghi stava con l'acqua alla gola. Forse verrà esonerato, forse no, non si sa, ma dico io no. Stasera quasi l'allievo supera il maestro. Inzaghi a poco ci metteva a chilo su Vizio Ancelotti. Cioè, io non lo so.
una partita che si doveva chiudere subito, con le occasioni che ha avuto anche Milik, Cajon che non riesce a sbloccarsi in questo campionato, ma vabbè, della partita non c'è tanto da dire, ragazzi. Io darei la sufficienza a tutti, con un 7,5 a Milik per la doppietta e a Mertens che ha fatto il gol della vittoria. Come terzo, diciamo, azzurro Meret, ma anche Albiol, io penso Malquit ha fatto una bella giocata, ha fatto anche un assist, però diciamo che sta partita stavano un po' già chi capito non Mook, chi panattone Mook, per non essere volgari, chi se n'era partito, chi se n'era a Coccapà, chi se n'era in Africa, chi se n'era in America, chi se n'era in Belgio, chi se n'era a Coccatapart, a fanculo. E quasi quasi stavamo chiudendo il girone di andata e l'anno con capitone che ci rimaneva in canna, come sta questa sciarpa, rimaneva proprio in canna, no così, ci rimaneva più stretta ancora. Detto questo, vorrei spendere solo qualche parolina per il VAR, per questa merda di arbitri che abbiamo. La partita di oggi della Juve ci può stare, ok? Ci può stare l'interpretazione sul gol annullato di Saponara al 94esimo, ma io vorrei dire solo la mia, che io l'ho rivista così in moviola. Per me la palla viene deviata da Alexandro, è una palla che se non l'arbitro l'ha interpretata come una palla non, come posso dire, non una deviazione non influente, involontaria, ok? Quindi non mette in gioco a Saponara. Ma se il pallone stava andando sulla linea laterale, stava uscendo fuori, e grazie alla deviazione di Alexandro da De Frey va a Saponara, quale poi segna. È un'altra azione, per me è un'altra azione, cioè, non c'entra niente nella interpretazione, è il regolamento, basta avere due occhi, un cervello e la volontà, soprattutto la volontà, perché questi qua usano il VAR a cazzi loro. Quando c'è il rigore a favore della Fiorentina, il rigore del Genoa contro la Fiorentina, il rigore per il Torino, 2 contro la Juve, quelli del Napoli con Callegone e quegli altri, il VAR si fa cazzo suo. In questo caso qua non sapevano come erano a parare che la situazione, che la Juve stava pareggiando in casa al 94esimo, chiudendo l'anno con un pareggio. Come sa da fa? Si sono chiusi a vedere tutte le azioni, calende di ingrandimento, tutti i minimi particolari. Si sono chiusi a vedere. Si sono chiusi a vedere che Saponara stava rientrando dal fuorigioco, quindi irregolare il gol. Se Alexandro non l'avesse deviata e riportato in gioco l'attaccante Doriano, vabbè, ma comunque ragazzi, immagino pure ci fassate. Se facessero un campionato a parte, e se ne affanculo a 100, a 200 punti e più annanza, non ce ne fottero. Guardiamo l'Inter, guardiamo gli altri obiettivi anche che abbiamo stagionali, l'Europa League, la Coppa Italia, prossimo diciamo, come posso dire, prossimo sottomagna su Nire dall'Arabia, su Nire per il fratello Koulibaly, ma pure per un cazzato. Prossimo match contro il Sassuolo in Coppa Italia. Vabbè ragazzi, approfitto per augurarvi siamo ancora in clima natalizio, quindi felice anno, buon Natale, ma un buon ottimo fine anno, meraviglioso 2019 che si presenta alle porte. E niente ragazzi, fate i bravi, vi voglio bene, date una testata al vostro cellulare senza romperlo e per lasciare un like. E niente, io vi do appuntamento per il prossimo video. Intanto voglio chiudere con questa immagine
aspettate che la trovo, voglio chiudere con questa immagine. Mi raccomando, sto parlando per i napolitani, sparate, fuochi pericolosi, facete bravo, ok? Non vogliamo vittime, non vogliamo feriti, cerchiamo di fare i bravi, ok? Qua non si spara come si spara là, però comunque qua si spara che pistone, ecco qua, il nostro fratello Kalidou, sempre con te fratello, e abbasso il razzismo, abbasso il razzismo. Un abbraccio a tutti, buon fine d'anno, buon anno nuovo, buone feste e sempre forza Napoli!